Le coste sono attaccate dal mare in tutto il mondo, ma ci sono paesi come l'Olanda che affrontano con modalità all'avanguardia la lotta all'erosione. In Veneto un'azione analoga viene affrontata con continui ripascimenti dei litorali, ma è evidente come altre soluzioni possano essere ricercate. Ci troviamo all'Aia, tra l'Aia e Scheveningen, e in particolare abbiamo visto il funzionamento del Sand Engine che potete intravedere alle mie spalle, dove negli anni scorsi è stato creato questo importante accumulo sabbioso di oltre 20 milioni di metri cubi proprio per creare un deposito naturale per poter poi effettuare la manutenzione delle coste durante il periodo invernale. Alessandro Berton è presidente di Union Mare Veneto. Con la europarlamentare e pure lei veneta Rosanna Conte hanno avviato una cooperazione che coinvolge anche la Regione Veneto e l'assessore al demanio Calzavara. Il viaggio in Olanda è una prima tappa di studio affrontata con gli specialisti di un'azienda leader per le opere di ingegneria idraulica e difesa della costa. Il tavolo di lavoro che stiamo facendo in collaborazione con la Regione Veneto dovrebbe essere ampliato anche al Friuli e all'Emilia Romagna al fine di capire bene quale sia la problematica dell'erosione della nostra costa e trovare la soluzione preventiva più adatta. Le sinergie avviate a livello veneto hanno consentito di identificare le risorse per finanziare uno studio comparato sull'intera costa adriatica del nord Italia, a prescindere dai confini locali o regionali. Ci vuole una visione più ampia di quella che è la problematica della nostra costa adriatica e dobbiamo trovare una soluzione a medio e lungo termine e non bloccarci solamente sulle soluzioni, sulle strategie brevi come ripascimento. Per noi è importante vedere le esperienze degli altri Stati membri e questa è una delle prime che abbiamo visitato.